La morte di Anika sul Piave, la procura di Treviso apre ufficialmente un fascicolo per omicidio volontario. Tra le persone sentite anche l'ex super latitante, ora commerciante Franco Battaggia. Anika lavorava per lui, era una persona eccezionale, dice. Intanto gli inquirenti cercano di ricostruire le ultime ore della 31enne al setaccio telecamere e tabulati telefonici. Non si escludono complici. Un 40enne casertano con un passato legato ad ambienti mafiosi, arrestato dai carabinieri, aggredito e tormentato a lungo il suo datore di lavoro, un ristoratore trevigiano che ha trovato la forza di denunciare. Razzia di un ladro nella notte in una pizzeria di paese, ma la figlia del titolare lo vede in azione e chiama i carabinieri che lo arrestano. Il suo racconto ai nostri microfoni. Un ridimensionamento dei voli su Venezia a favore di Treviso se l'aumento della tassa d'imbarco continuerà. L'annuncio del numero 1 di Ryanair durante la celebrazione dei 25 anni della compagnia Alcanova. Artigiani trevigiani sommersi da avvisi delle agenzie delle entrate che risultano poi essere sbagliati. A denunciarlo i fiscalisti della CNA. La cittadella della salute continua a cambiare il volto del Cafoncello. A giugno i primi traslochi. Dal direttore generale Benazzi la conferma: a breve cantiere aperto per il campus universitario lungo il Sile. Nella Marca oltre 200 persone superano il secolo di vita. L'11 giugno una corsa non competitiva a Treviso dedicata proprio agli anziani. Intanto a Roncade Santa Cagnato compie 104 anni e recita a memoria le poesie. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora una volta in apertura per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali il giallo del Piave con la morte di Anika. Quella che ieri sera era soltanto un'ipotesi sul tavolo, ora è una certezza. È stato ufficialmente aperto un fascicolo per omicidio volontario dalla Procura della Repubblica di Treviso. Tra le persone sentite c'è anche Franco Battaggia, l'ex primula rossa della Marca. Le iscrizioni nel registro degli indagati non sono pubblicabili fino a quando non sono note all'interessato. Comunque il fascicolo per omicidio volontario è aperto a questo punto? A questo punto sì, abbiamo aperto per l'ipotesi quella di omicidio volontario. Quindi ieri era un'ipotesi di apertura, adesso è stato aperto in queste ore? Sì, valutato tutto, riteniamo che sia ragionevole ipotizzare un omicidio volontario. In poco meno di 5 giorni dal ritrovamento del cadavere sul greto del Piave a Spresiano, lo scenario cambia di ora in ora e quello che sembrava inizialmente un gesto estremo è diventato un giallo in piena regola, un rebus che sta impegnando senza sosta gli inquirenti trevigiani. Ricostruire gli ultimi istanti di vita della 31enne Anika Panfile, mamma di 4 figli, è la priorità. Sono state sentite tutte le persone che ci è risultato avessero rapporti di frequentazione abituale e di lavoro anche occasionale con la donna. Tra queste persone, oltre all'ex marito e all'attuale compagno che ne aveva denunciato la scomparsa, c'è anche Franco Battaggia, veneziano di nascita, trevigiano di adozione, già condannato per l'omicidio di un uomo nel 1988 avvenuto a Forte Pepe di Marghera. Sullo sfondo il racket del pesce. Battaggia, oggi 77enne, fu per anni una primula rossa, prima in Ecuador, poi in Svizzera. Anika, oltre a collaborare con l'ISRA, lavorava per lui, sbrigava le faccende domestiche nella sua casa di Arcade. Qui in via Trieste, a pochi passi dall'abitazione di Battaggia, sarebbe stata vista forse per l'ultima volta giovedì pomeriggio. La conferma arriva indirettamente dal titolare del negozio di bici. Mi è stato riferito più che altro che è stata vista davanti al mio negozio a livello del parcheggio e o è passata qui davanti, uno dei due, quello discorso. Poi i carabinieri mi hanno riferito, mi hanno chiesto se ho delle telecamere all'esterna, cosa che non ho, e ne ho solamente una all'interno. L'unico dettaglio che mi è stato fornito era che era vestita con la felpa rossa o un maglione rosso, qualcosa di rosso, però sinceramente non ho, lavorando chiaramente a testa bassa non è che posso vedere anche il dettaglio, comunque sinceramente non l'ho mai vista. Un aiuto potrebbe arrivare proprio dalle telecamere della zona. Anika si spostava in pullman e la fermata dell'autobus è poco distante. Continuano gli accertamenti, diciamo così, a 360 gradi sulle frequentazioni della donna e sugli ultimi movimenti. Da questo punto di vista potranno aiutare i tabulati del telefono, che pure sono stati chiesti, anche se il telefono non è stato rinvenuto, e una visione delle telecamere delle zone in cui la donna è passata o potrebbe essere passata.
Ci sono poi altre domande con relative ipotesi che affiorano man mano. Chi ha portato la donna sotto il cavalcavia dell'autostrada? È possibile sia stata gettata come un oggetto? Non si esclude nemmeno che il corpo possa essere stato lasciato in un altro luogo e poi trascinato dalla corrente, uno scenario compatibile con le contusioni riscontrate durante l'autopsia. Certo, un quadro di questo tipo porta a un'ulteriore considerazione: possono aver agito più persone? Queste sono solo ipotesi. Di una persona eccezionale parla Franco Battaggia, che oggi abbiamo raggiunto ad Arcade. No, posso chiederle di... Posso chiederle? Solamente. Dai che sono per me stesso. Ancora. Dai. Lei ha parlato di una ferita aperta. Dai, sto soffrendo per me stesso. Vuoi farmi... Non nasconde fastidio e irritazione Franco Battaggia davanti ai cronisti, lui che della cronaca è stato protagonista per decenni come superlatitante dopo una condanna per omicidio. Da anni l'uomo, oggi 77enne, si è rifatto una vita con una pescheria molto apprezzata a Spresiano. Anica la conosceva bene, per lui lavorava anche come signora delle pulizie in questa casa alle porte di Arcade, dove Battaggia arriva a bordo della sua auto poco prima delle 13. Una toccata e fuga, poche frasi ma precise. Andate dai carabinieri, c'è la deposizione. Ma lei è stato sentito dai carabinieri? Chiaramente. Subito. Però è una ragazza che ha lavorato per lei, che conosce da tanti anni. E che mi piaceva. In che senso le Quindi piaceva? c'era una storia anche? Come lavoratrice. Era eccezionale. Eccezionale. Quindi, Cosa vuoi che ti dica? lei è una delle poche persone è che che la conosce. il dolore ce l'ha tutti di questa faccenda, non solo io. E non avete capito che avete diffamato dicendo il suo passato. Non era giusto? In auto ad accompagnarlo c'è anche il fratello maggiore Lorenzo, che poco prima aveva ricordato così Anica nella pescheria di Spresiano. Non la conoscevo, la vedevo. Conoscere una persona vuol dire che ti sa qualcosa, ma a me non so niente proprio. Ma lei lavorava, Anica, anche qua in pescheria o solo a casa di suo fratello? Non so dire, mi ho vista che quando lavorava qua, siccome che mio fratello ogni tanto vengo a trovarlo, no? Ma io sto vecchio, non ho niente da fare, vengo a trovarlo. Ho visto e basta, non so più niente. Dopo quanti anni che ha? Bionda naturale, non so niente. Anica era una persona comunque conosciuta in zona, lei che si muoveva spesso con i mezzi pubblici. La vedevo che girava sia qua in zona e Spresiano, Bisnadello, però cosa facesse dopo non lo so precisamente. Tanti gli interrogativi ancora aperti. Noi andiamo avanti con la cronaca. Un quarantenne casertano con un passato legato ad ambienti mafiosi è stato arrestato dai carabinieri. Ha vessato a lungo il suo datore di lavoro, un ristoratore trevigiano che alla fine ha trovato la forza di denunciare. Mesi e mesi di puro inferno tra minacce e botte fino all'estorsione, perché quel cuoco, assunto da poco e apparentemente insospettabile, aveva un passato di accuse per associazione di stampo mafioso e tentato omicidio. Ed era arrivato a vantarsene, terrorizzando il suo datore di lavoro, un 35enne ristoratore con il locale alle porte di Treviso, ma anche la sua famiglia e i colleghi di lavoro. L'incubo è finito con l'arresto di un quarantenne originario di Caserta, residente nell'Interland del capoluogo della Marca. Bloccato dai carabinieri dopo l'indagine che ha permesso di ricostruire passo dopo passo l'odissea della vittima sviluppatasi tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. Il cuoco casertano, dopo un avvio tranquillo, si trasforma. Bastano banali questioni per diventare aggressivo e violento. Arriva a picchiare il ristoratore, prenderlo per il collo, minacciarlo di morte. Non solo lui, ma anche un giovane collega e un suo familiare davanti al quale brandisce un coltello. La paura è tanta, troppa, non c'è la forza di denunciare, soprattutto dopo aver capito che l'uomo ha un pesante passato criminale. E allora il 35enne, dopo tanta angoscia, decide di vendere per poter uscire dall'incubo, ma non è finita. Il cuoco si propone come mediatore, raccontando di aver agganciato un potenziale cliente di sua conoscenza. In realtà quest'ultimo era semplicemente andato nel ristorante mentre il titolare non c'era e si era detto solo interessato. Se concludiamo l'affare mi prendo 10.000 euro, la proposta del quarantenne al ristoratore. Con un tipo così alla vittima non resta che accettare, ma poco dopo, consapevole che quell'affare è in sostanza fittizio, l'uomo avvicina un parente del 35enne e lo minaccia. O mi date 5.000 euro in contante o vi faccio fare a tutti una brutta fine. La famiglia del ristoratore, terrorizzata, raccoglie risparmi e vende monili di famiglia, anche dal grande valore affettivo, per pagare l'estorsore.
che non contento termina il suo rapporto di lavoro anzitempo chiedendo fantomatici stipendi arretrati. Quello che non sa è che nel frattempo le vittime, disperate per l'ennesima minaccia, hanno deciso di denunciare tutto ai carabinieri. I militari dell'Arma, dopo una complessa indagine per accertare ogni passaggio della terribile vicenda, lo hanno arrestato. La fine dell'incubo, ma i segni di questa storia rimarranno addosso chissà per quanto tempo ancora. Forti spari sono stati uditi ieri sera in un parcheggio vicino al Piave a San Biagio di Callalta. A segnalarli è stato un passante che ha avvisato i carabinieri raccontando di aver visto alcune persone armate scendere da un'auto, addentrarsi tra la boscaglia, poi ha sentito gli spari e subito dopo gli individui sono risaliti in auto e se ne sono andati. I militari hanno recuperato sul luogo alcune decine di colpi e cartucce a salve esplose. Successivamente hanno rintracciato ed ferito un 24enne dell'Est Europa a bordo della sua auto. Hanno recuperato una pistola scacciacani, un fucile ad aria compressa. È ritenuto il presunto autore degli spari e ora la sua posizione al vaglio dell'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di porto di armi o oggetti atti a offendere, procurato allarme, esplosioni e accensioni pericolose. Così dunque ieri sera a San Biagio di Callalta. Allertata da un forte boato, pochi minuti dopo la chiusura della pizzeria dove lavora, una ristoratrice intercetta il ladro e lo fa arrestare. Succede a Paese. Io abito fortunatamente o sfortunatamente, dipende dai punti di vista, di sopra. Eravamo appena chiuso, ero appena andata a letto, non mi ero ancora addormentato, ho sentito un rumore forte e con le telecamere ho guardato giù e ho proprio visto il ladro entrare. Erano da poco passate le 2 di notte quando un forte boato proveniente dalla trattoria al laghetto nel silenzio della notte ha spaventato Lisa, la figlia del titolare, che dalle telecamere di sicurezza ha potuto vedere il ladro in azione nel locale, entrato dalla finestra dopo aver rotto i cardini con alcuni attrezzi che aveva portato con sé. Ho chiamato i carabinieri, loro sono stati bravissimi, sono arrivati subito. E lui è scappato in bici ma loro l'hanno preso subito. In attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, Lisa, che si trovava al piano superiore, ha continuato a monitorare i movimenti del malvivente dalle telecamere. Prontamente, la donna, su indicazione dei carabinieri, ha acceso l'allarme del locale, mettendo così in fuga il ragazzo. €1.000.000 l'ammontare della refurtiva. Una refurtiva, non so, ci sono 300-400 euro di fondo cassa, di monetine e poi 2 tablet più 4 telefoni, insomma, diciamo che non lo so, ma per un valore penso di più di 1.000 euro. Una refurtiva però recuperata. Ho recuperato tutto. Soddisfazione e sollievo da parte dei titolari e dipendenti della pizzeria al laghetto, ma resta la paura. Paura quella senz'altro, da oggi un po' di paura c'è, devo dirle la verità. Pensate di aumentare la sicurezza? Senza ombra di dubbio sì. Sì, abbiamo un impianto adesso che non registra, faremo tutti i dovuti cambiamenti, ovviamente, visto la paura grossa che abbiamo preso, insomma, direi di sì. Il ragazzo, un 26enne italiano, è stato processato per direttissima. Il tribunale ha convalidato l'arresto ma ha disposto per lui una misura alternativa al carcere. Dalla cronaca all'attualità, perché si paventa un ridimensionamento dei voli su Venezia a favore di Treviso se l'aumento della tassa d'imbarco voluta dal Comune di Venezia andrà avanti. L'annuncio del numero 1 di Ryanair che in questi giorni si trova a Treviso per celebrare i 25 anni della compagnia al Canova. We don't need interference in terms of that business relationship. We'll continue to invest here. Non abbiamo bisogno di interferenze, vogliamo continuare ad investire qui. È deciso Eddie Wilson, CEO di Ryanair, che entra nel dibattito relativo all'aumento di €2,50 nella tassa d'imbarco per ogni passeggero in arrivo all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Una questione su cui si è espresso anche il TAR, respingendo la richiesta di Save di sospendere e annullare la delibera del Consiglio Comunale che ha istituito la tassa. Questa incertezza sulla tassa chiaramente rallenta i nostri piani, li mette un po' nel congelatore perché dobbiamo capire cosa succederà. E quando parliamo di questa extratassa sono €2,50 su €6,50 già esistenti, quindi un totale di €9 da Venezia, e questo mette chiaramente la regione in una posizione di svantaggio perché diventa estremamente cara, diventa la più cara.
e questo non va bene, questo è un qualcosa che chiaramente non incentiva il traffico, non incentiva il turismo. Quello che invece abbiamo qui è una relazione fantastica con l'aeroporto, una grande relazione che va avanti da tanto tempo, da 25 anni, che vogliamo continuare a crescere. Aumentare il costo della tassa d'imbarco, spiega Eddie Wilson, significa tassare anche tutti quei residenti che ogni giorno viaggiano. Questo aumento genererà un danno per tutti. Un'incertezza che potrebbe portare ad un ridimensionamento dei voli su Venezia in favore di Treviso. L'intenzione di Ryanair è dunque quella di continuare ad investire nel territorio. Un volo diretto per Londra, una promessa alla quale il CEO sta lavorando. I will do my best. Farò il mio meglio per fare una promessa che è quella, se dovesse andare avanti l'addizionale su Venezia, faremo di tutto per avere il volo di Londra qui a Treviso. E le parole di Eddie Wilson arrivano proprio in occasione del festeggiamento del 25° anniversario dal primo volo su Treviso, avvenuto il 7 maggio 1998. Il viaggio non è discrezionale, è essenziale, ha detto il CEO, e per questo quello che come compagnia aerea vogliamo fare è cercare di ridurre il nostro impatto. Ryanair is committed to that. Questo anche grazie all'ordine di 309 aeromobili che abbiamo fatto per 40 miliardi di dollari l'investimento. Questi porteranno il 20% in meno di consumo di carburante, quindi di CO2, con il 50% di rumorosità in meno e soprattutto aumenteranno anche i posti. Quindi siamo fully committed, quindi pienamente impegnati. Ancora i temi dell'economia con una denuncia che arriva dai fiscalisti della CNA. Avvisi automatizzati da parte dell'Agenzia delle Entrate che nella maggior parte dei casi ad una successiva verifica risultano essere non corretti. Sono quelli che negli ultimi giorni stanno arrivando a molte ditte artigiane. A denunciarlo i centri servizi della CNA, che spiega cosa si stia inceppando nella macchina burocratica. Destinatari di questi avvisi i contribuenti che avevano i requisiti per beneficiare della proroga dei versamenti degli acconti d'imposta da novembre 2020 al 30 aprile 2021, dunque in piena pandemia. Ora questi cittadini stanno ricevendo comunicazioni da controllo automatizzato per la pretesa di sanzioni e interessi sui versamenti tardivi. CNA Treviso spiega che non vi fu nessun versamento tardivo proprio perché il legislatore aveva concesso una proroga che però probabilmente non è stata immessa nel sistema dei controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate. Da qui la pioggia di avvisi che stanno creando scompiglio perché, chiariscono i fiscalisti di CNA, questi avvisi automatizzati ci costringono a verifiche onerose che siamo costretti a fare e che si traducono in un aggravio di lavoro per noi e in costi aggiuntivi per i contribuenti. Veniamo a una comunicazione di servizio per i cittadini di Castelfranco Veneto. Lunedì 29 maggio, indicativamente tra le 9 e le 13, saranno possibili dei disservizi sulle linee telefoniche degli uffici del Comune dovute alla migrazione delle linee stesse ad altro operatore. Parliamo adesso di salute, della cittadella della salute a Treviso. Ci sono delle novità e a raccontarcele è il direttore generale Benazzi. Abbiamo deciso di non ristrutturare l'edificio 4 ma di abbatterlo e farlo nuovo e con questo andremo a compimento della cittadella. Continua a cambiare il volto del Cafoncello, giù anche la storica palazzina delle medicine, sostituita da un complesso più moderno e funzionale della cittadella sanitaria che con l'estate inizierà anche i primi traslochi. Il 20 di giugno circa pensiamo di iniziare a trasbordare le unità operative. Però stiamo valutando già con la progettualità per fare la cittadella universitaria. Altra rivoluzione edilizia in zona con il via ai lavori per la ricollocazione degli spazi dimenticati della storica fabbrica Vetrelco, con il progetto di cittadella universitaria in linea tra l'altro anche con il futuro dell'ex parcheggio Bus Mom, con uno studio di fattibilità che vorrebbe trasformarlo in parco sportivo sul modello Eolo. Adesso stiamo facendo la bonifica dell'area ex Vetrelco e poi il progetto esecutivo è già pronto, partiremo ovviamente con i lavori. Cordoglio a Treviso per la morte di Stefania Bellotto, moglie di uno dei titolari della storica osteria ai Naneti, uno dei luoghi simbolo della città. Stefania aveva 42 anni ed è mancata all'ospedale di Padova per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era in attesa di un trapianto di cuore e polmoni che la malattia non le ha purtroppo consentito di ricevere. Nel 2015, dopo 3 anni di fidanzamento, aveva sposato Marco Renosto, oste con titolare della Vecia Osteria ai Naneti. Nelle scorse ore il locale è rimasto chiuso per lutto. I funerali saranno celebrati all'inizio della prossima settimana. Adesso per noi la pubblicità, fra poco.
Di nuovo in diretta per parlare di terza età e ritornare a Treviso, dove è prevista una 2 giorni di prevenzione e benessere. Sabato 10 giugno check-up gratuiti, attività all'aria aperta, e domenica 11 una corsa non competitiva dedicata proprio agli anziani della Marca. Pensate che gli ultracentenari nel Trevigiano sono oltre 200. Sono oltre 200 i centenari nella Marca. Un traguardo raggiunto grazie ai molteplici fattori come la qualità della vita e i continui progressi scientifici. Particolare attenzione però va alla prevenzione, soprattutto per cuore e sangue. Le patologie di tipo cardiovascolare, quindi con un corretto stile di vita, un'alimentazione corretta, con un quantitativo di grassi saturi che sono quelli contenuti all'interno delle carni più basse, indubbiamente ci prepariamo a vivere il periodo della nostra vecchiaia maggiormente in salute e maggiormente indipendenti, che è indubbiamente la cosa più importante. È proprio sulla prevenzione che si svilupperà il 10 e l'11 giugno prossimi la prima Longevity Run di Treviso, seconda tappa di un tour partito da Gaeta e organizzato dal Policlinico Gemelli dopo i successi delle prime edizioni di Roma. Quartier generale Villa Lorenzon lungo il PUT, sede dell'omonimo centro studi Università Cattolica del Sacro Cuore. Questa è una delle prime manifestazioni che vede l'azienda sanitaria in tutte le sue componenti e l'Università Cattolica promuovere un'iniziativa di benessere che non è solo fisico, ma è anche sociale, ma è anche culturale. Un fine settimana dedicato soprattutto agli anziani, che inizierà con un check-up gratuito. Che consiste in particolare in tutti i fattori di rischio principali, quindi la valutazione del peso e l'attezza per il calcolo del BMI, che è l'indice che ci dice se siamo in sovrappeso oppure obesi, e ancora la valutazione del colesterolo, quindi il profilo lipidico, i trigliceridi, la glicemia, che sono i principali fattori di rischio cardiovascolare, insieme alla valutazione della pressione arteriosa. Domenica 11 invece l'appuntamento è da Scarpe Igieniche. Una marcia non agonistica ma ludica, a cui sono invitati tutti, quindi nonni con nipoti, figli, in libertà, senza nessun tipo di preclusione. Alle 9:30 appunto partiremo dai bastioni per fare il giro all'interno delle mura cittadine. E a proposito di anziani attivi, di centenari attivi, vi raccontiamo il compleanno di Santa Cagnato, che oggi a Roncade ha festeggiato i 104 anni recitando una poesia che aveva imparato a memoria da bambina. Di cenci son vestita e questa è la mia vita e lieta va così. Festeggiare 104 anni recitando una poesia a memoria. È sicuramente un esempio per tutti. Santa Cagnato, classe 1919, da 4 anni in casa di riposo a Roncade dopo aver toccato il secolo di vita in sostanziale autonomia. A parte l'udito un po' limitato, l'energia della vita santa la trasmette con gli occhi, oltre che con i tanti sorrisi che oggi, come tutti gli altri giorni, dispensa ai tanti che vanno a trovarla. Una vita a Roncade, si sposa giovanissima, già incinta del primo figlio, quasi uno scandalo in quel 1942 sferzato dalla Seconda Guerra Mondiale, richiamata nei ricordi proprio da quella poesia. La mia amica che ha recitato questa poesia assieme a me è morta sotto il bombardamento di Treviso. Poi i ricordi corrono alla nascita delle altre 3 figlie, alla casa da accudire, al marito agricoltore e poi operaio del boom economico. E ancora i 4 nipoti, gli 8 pronipoti di una vita dove le pagine più belle comunque rimangono quelle della giovinezza e dei primi amori. E i giorni più belli, quando ero piccola. Com'era la vita quando era piccola? Non era tanto bella, perché le mie sorelle erano più belle di me. Ma dopo, con l'annati, mi sono rifatta. Dimostrazione che la vena umoristica non si spegne a 104 anni, così come l'impegno sindacale. Visto che è da tantissimi anni che è iscritta con noi, consegniamo una tessera onoraria come iscritta alla CGIL e gli abbiamo portato 2 righe della poeta Ada Merini, che dice: ogni ruga sui nostri volti è una storia vissuta. E ancora il foulard della Fondazione della Casa di Riposo, i fiori, l'abbraccio del sindaco Zottarelli, fino al fatidico soffio della candelina.
Ancora tanti auguri da parte di tutta la redazione di Antenna 3 a Nonna Santa. Adesso le previsioni del weekend con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. La decisa espansione dell'anticiclone atlantico verso di noi ha portato a un miglioramento evidente e che è stato veramente salutare per le situazioni che si sono create purtroppo anche tragiche in alcune regioni. È un anticiclone, come vediamo dalla carta del tempo, però che è un po' troppo a nord sulle Azzorre. Quindi con la circolazione in senso orario attorno all'alta pressione si inseriscono da est dei sistemi perturbati, delle linee di instabilità, vedete questo è un evidente proprio nella giornata di sabato, che interesserà il nord in genere, soprattutto le Alpi, ma marginalmente, molto marginalmente anche le nostre zone. Sabato mattina degli annuvolamenti, localmente forse qualche brevissima precipitazione, ma nulla più. Quindi un po' su tutto il Trevigiano, prevediamo per sabato inizialmente una nuvolosità, localmente anche un po' più intensa e poi velocemente dei rasserenamenti che ci accompagneranno anche nella giornata di domenica. Potremo dire di più, primi 3 giorni almeno della prossima settimana, sempre all'insegna del sole. Da ricordare poi che il 1° giugno dal punto di vista meteorologico inizierà l'estate, poi nella seconda parte della prossima settimana avremo un graduale peggioramento, ma questo lo confermeremo. Intanto per i prossimi 2 giorni il vento sarà molto debole, naturalmente in direzione variabile, le temperature sempre al di sopra della norma, soprattutto nelle massime, infatti le minime saranno 16-18 gradi, le massime dai 26 ai 28 gradi. Per finire il mare è previsto poco mosso, quasi calmo. È tutto. Adesso andiamo a Belluno. E non possiamo non partire per la cronaca dal bellunese con le emozioni in rosa regalate dal Giro d'Italia nel tappone dolomitico, davvero straordinario, tra Longarone e le 3 cime di Lavaredo, 183 chilometri di slivelli pazzeschi. Ha vinto per la cronaca Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, che ha vinto per distacco. Sulla cima Coppi di questa edizione ha vinto invece il colombiano ha preceduto appunto Derek Jay, mentre il gruppo della maglia rosa era appunto in ritardo di un paio di minuti. Maglia rosa che resta sulle spalle di Thomas, quindi grandi emozioni, una grande giornata iniziata questa mattina a Longarone. 5, 4, 3, 2, 1, parte la 19ª tappa. Longarone saluta il suo giro. Una corsa in rosa che, partita dalla zona industriale, ha attraversato il centro tra tifosi abitudinari oppure occasionali, per poi far scattare il tratto competitivo fuori città, guardando le 3 cime di Lavaredo, con la cima Coppi probabilmente decisiva in questa edizione. Una mattinata di festa importante per chi sui marciapiedi applaudiva. Dopo il 50°, adesso questo è il 60°, e per noi insomma porta gente, porta un po' di allegria anche sul nostro paese. È molto importante questo per Longarone perché, visto che è anche una città molto nominata per la diga, quindi è bello. È un bel evento sicuramente, una bella emozione, un po' di turismo che si muove, un po' di gente. Sicuramente un bel evento perché questo paese merita molto e forse alle volte è poco valorizzato e siamo molto contenti che il Giro passi di qua. Vuol dire intanto portare gente a Longarone, far conoscere Longarone per chi non lo conosce e poi è sempre una bella cosa. Per Longarone è una grande opportunità per vedere sia bambini che i nonni in strada, per vedere i professionisti girare, è sempre molto bello, una gioia per questa comunità sicuramente. Giro d'Italia dunque a Longarone, tra memoria e riflessione, non solo sport, per i 60 anni dal disastro del Vajont. Stamattina al cimitero monumentale di Fortonio un omaggio istituzionale al sacrificio delle vittime. Fiori per ricordare le vittime del Vajont. Fiori in un giorno fortemente voluto dalla Regione Veneto, nel 60° dalla tragedia. Ho voluto con forza questo giro a Longarone, con la partenza di Longarone, la regione che progetta le tappe ogni anno. E 60 anni dalla tragedia del 9 ottobre del 63 non poteva che non portarci qui, a ricordare la tragedia del Vajont, a ricordare che qui in questo cimitero ci sono 1910 cippi,
a ricordare i morti, ma a ricordare anche il rapporto devastante che molto spesso l'uomo ha con la natura. Un significato importante, soprattutto in chi quel ricordo coincide con il vivere quotidiano. Vuol dire tanto, averlo riportato qui dopo 10 anni è significativo, soprattutto perché il messaggio che lo sport può fare anche memoria penso che sia importante, quindi questa è stata una grande occasione di visibilità, però anche al tempo stesso con questa cerimonia fatta qui in cimitero abbiamo voluto ricordare le vittime intensamente e ringrazio soprattutto Vincenzo Nibali che qui 10 anni fa arrivò in maglia rosa e oggi ha voluto essere qui insieme a noi per rivivere quel momento. E allora eccolo lo squalo che fra tante vittorie fu capace di aggiudicarsi almeno una volta come soli altri 6 ciclisti Giro, Vuelta e Tour. Giro che 10 anni fa lo vide in rosa proprio e anche a Longarone. Era una giornata veramente molto dura perché pioveva ed era molto fredda. Oggi il sole splende, però essere qui, essere ritornato in questo luogo, un luogo per la memoria anche legata allo sport è una cosa molto bella, e portare un segno di riconoscenza qui al cimitero io credo che è una cosa molto, molto bella e rende onore e anche doverosa verso quei cittadini che persero la vita in quella tragedia proprio tanti anni fa. E a 10 anni dall'impresa con la quale ha messo il sigillo al suo primo Giro d'Italia, con la tappa che si concludeva ai piedi delle Tre Cime, Vincenzo Nibali è diventato cittadino onorario di Auronzo di Cadore. Il riconoscimento gli è stato conferito ieri sera nella sala consiliare del municipio. Madrina della cerimonia Lisa Vitozzi, l'atleta di casa plurimedagliata nella specialità del biathlon. La serata è stata l'occasione per lanciare un'asta benefica a favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna. Il comitato tappa ha messo all'asta la maglia rosa del decennale firmata da Nibali insieme al logo Città di Tappa 2023 firmato dallo stesso Nibali e da Lisa Vittori. L'asta rimarrà aperta fino al 4 giugno ed è disponibile sul sito regalaunsogno.org. E torniamo a Longarone perché in concomitanza con la tappa c'è stato un evento della Confartigianato. Confartigianato Imprese Belluno si tinge di rosa, quartier generale, i padiglioni della Fiera di Longarone per un evento dedicato alle giovani generazioni chiamato Fai un giro di maestria. Questa mattina il taglio del nastro della 2 giorni di laboratori rivolti ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, organizzati in concomitanza con la partenza della tappa del Giro d'Italia. Per insegnare loro che la creatività e la manualità possono far parte della vita quotidiana. Ci saranno laboratori di argilla, di lavorazione del legno, di sartoria, di videomaker, c'è poi il gelato immancabile. E poi tutte le arti che sono proprie dei maestri dell'artigianato, a tu per tu con gli alunni delle scuole di Longarone e di Ponte nelle Alpi, per mettere a disposizione tempo e competenze per mostrare loro in maniera giocosa una professione che rappresenta il futuro. Varie forme di artigianalità che spesso purtroppo i bambini non hanno modo di conoscere nella vita quotidiana. Purtroppo i nostri ragazzi non hanno contatto con questi lavori solitamente. Per questo noi sviluppiamo queste attività nelle scuole e anche in questi eventi come il Giro d'Italia, che richiama molta attenzione. Un progetto sviluppato in collaborazione con la Camera di Commercio e la Regione Veneto, che ha riconosciuto la figura del maestro artigiano con un percorso ad hoc. Un approccio al futuro molto importante. Ricordiamoci che gli artigiani sul territorio sono le prime sentinelle della sostenibilità del nostro territorio. Carrello della spesa e bollette, tanto per cominciare, poi spese mediche, farmaci, carburanti, trasporti, servizi alla persona. Non è un buon momento per i pensionati bellunesi, più poveri del Veneto dopo i rodigini, per i quali arrivare a fine mese è un'impresa. Lo rivela un'indagine realizzata dallo SPCGL in tutte le province del Veneto. Nel bellunese una larga quota di pensioni, quasi il 58% del totale, sono sotto i 1.000 euro mensili. E preoccupante è il divario tra l'assegno percepito dai pensionati fra i 65 e i 79 anni, che possono contare su una pensione lorda di 1.237 euro, e per gli over 80 che hanno assegni previdenziali di 764 euro lordi. Alla luce di questi numeri allarmanti, il sindacato dei pensionati della CGIL si appella al governo affinché venga rivisto il sistema della rivalutazione delle pensioni e provveda a derogare in anticipo il conguaglio previsto a partire da gennaio 2024. Chiudiamo così il telegiornale di questa sera. È tutto da Treviso e Belluno, non ho particolari aggiornamenti. Vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata.
Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al Meteo. Ultimo weekend di maggio con sole e caldo non eccessivo, ma anche rovesci e qualche temporale. Vediamo insieme in dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, soltanto di pomeriggio non sono escluse sui rilievi e fin verso le zone limitrofe alcune piogge. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime in lieve calo, comprese tra i 24 e i 27 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, probabilmente poco nuvoloso al pomeriggio, specie sulla zona montana. Temperature minime sui 12-17 gradi, massime sui 24-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà alquanto soleggiato e caldo, con possibili rovesci, ma del tutto isolati nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 25-28 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.